Eccoci qua. A fine marzo c'è stato un forum che coinvolti Confcommercio a Cernobbio. Vediamo insieme il contributo che ci aiuta a rivalutare alcune dinamiche e poi un po' trarre un po' le conclusioni. Vediamolo insieme. A Cernobbio, prima giornata di lavori di questo workshop organizzato da Confcommercio, che in apertura come consuetudine, grazie all'ufficio studi Confcommercio guidato da Mariano Bella, ha diffuso quelli che sono dei dati molto positivi, non soltanto perché si legge una chiusura di anno 2014 leggermente incoraggiante, ma soprattutto è confortante quello che si legge per il 2015, un più 1,1% per il PIL di quest'anno, un più 1,4% per quello dell'anno prossimo. Per quest'anno soprattutto le stime sono molto ottimistiche, specialmente se si prende a parametro Confindustria, oppure le stesse stime del governo che vede un più 0,6%, potrebbe aggiornarle con il DEF, ma potrebbe arrivare al massimo a un più 0,8%, qui si parla di un più 1,1%. Confcommercio, sapete, è molto attenta per quanto riguarda i consumi delle famiglie, calati per tanti mesi di fila, 7 anni difficilissimi, ha detto il presidente Carlo Sangalli. Quest'anno sono viste in crescita dello 0,9%, con una crescita anche nella fine del 2014 per lo 0,3%, insomma stime incoraggianti anche per quest'anno. Si è guardato poi nella conferenza stampa anche a quello che è l'impatto di Expo, non soltanto in termini turistici, tanti milioni di persone sono attese appunto a Milano, ma l'impatto sul PIL addirittura sarà di uno 0,2%, sui consumi di uno 0,3%. Durante la conferenza hanno fatto anche accenno al Giubileo. Il Giubileo dice non siamo riusciti, non c'è stato abbastanza tempo per dare una quotazione di quello che sarà l'impatto del Giubileo sui conti dell'Italia, però consideriamo anche qui un impatto dello 0,3% tra il 2015 e il 2016, effetti assolutamente positivi dunque, ma per il presidente Carlo Sangalli si deve comunque continuare ad agire, e il governo, questo diciamo è stato il richiamo ufficiale fatto dal presidente di Confcommercio, agire ancora sul taglio delle tasse, sulla spending review, anche perché il timore di Sangalli è che con le clausole di salvaguardia entri quel maledetto, come l'hanno definito, aumento dell'IVA, che naturalmente qua da Confcommercio non lo vogliono proprio. Allora, l'aumento dell'IVA, Denardi, scongiurato, e poi il discorso Expo e Giubileo, può essere un elemento di allungare il periodo produttivo di resa per il nostro turismo? Chiaro che sì. La speranza è che proprio per la durata dell'Expo questo abbia una influenza sull'allungamento della stagione. Avete dei segnali, qualche cosa? No. Non c'è ancora niente, quindi non ci sono prenotazioni già dall'estero che vi danno... No. Anzi, no. Ve l'aspettavate qualcosa oppure? Cioè io pensavo che l'Expo incomincia, quindi uno già per maggio, metà giugno, fa già delle prenotazioni, magari una puntatina a Venezia, No, non ci sono cose ad ora apprezzabili. Certo che dovrebbe, ce lo auguriamo tutti, influenzare quantomeno l'allungamento della stagione. E quindi tutto quello che arriva di più è buono, insomma. Però non ci sono ancora dati tali da far ritenere che... C'è da fare un mea culpa, nel senso che c'è stata una mancata intercettazione di flussi, allettandoli col discorso dell'Expo, portandoli, costruendoli in qualche cosa, o no? Allora, io non discuto le conclusioni di Mariano Bella, che oltretutto è un amico, poi lui è uno studioso, io no. Però l'osservatorio Italia nei confronti dei mercati internazionali fornisce quei risultati, per cui crescerà quest'anno, crescerà ancora di più l'anno prossimo, però non è che a livello delle nostre imprese ci siano stati miglioramenti riconducibili all'esperienza dell'Expo. Sicuramente anche il Giubileo, proprio per la modalità peraltro in cui
Perché apre diverse, sì, non è sì, solo Roma. la diffusione sul territorio è bella, è interessante, suggerisce molte opportunità, quindi di sicuro farà del bene all'Italia, però come sia apprezzabile Non è considerazione. no, anche perché rimane da valutare, rimane l'incognita del mercato interno, perché se gli italiani non si muovono perché non hanno i soldi in tasca per farlo, c'è poco da fare, insomma. E l'aumento dell'IVA sarebbe invece una cosa che impoverisce, che restringe, che mortifica ulteriormente il mercato interno, perché occupa definitivamente, possiamo dirlo con termini molto veneti, in modo chiaro. Presidente, ammazza sicuramente, non ci vuole tanto. Perché una delle cose che noi abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere è anche l'accesso al credito. Non dimentichiamoci che è uno l'ente dei bilaterale entra in gioco qui. Sul discorso dell'accesso al credito, di aiuto alle... Allora, diciamo che l'ente bilaterale, lavora molto sulla formazione. Sì, lavora, infatti, l'ente bilaterale noi stiamo lavorando molto, io tra l'altro sono nella triennio di presidenza dell'ente bilaterale proprio di Confcommercio insieme alle 3 sigle sindacali. Perché ci è stato chiesto da alcuni telespettatori proprio questo, che forse non ha ancora compreso bene alcune dinamiche. Infatti, ecco, bravo, ci hanno chiesto dispiace. che aiuta l'economia, l'ente bilaterale, aiuta l'entrata del mondo del lavoro, aiuta le imprese, aiuta l'ente bilaterale. Ma serve. Secondo me sì, aiuta perché molto. Perché l'avete già buttato là un paio di volte. Sì, esatto, infatti ribadivo che anche il discorso welfare è proprio un bellissimo progetto a cui hanno aderito tutti gli enti bilaterali. Allora, bilateralità, che cos'è? Innanzitutto, magari lo spiego io, dopo lo approfondisce anche, però è importante perché ci rendiamo conto tante volte che la maggior parte anche dei nostri imprenditori, ma anche dei dipendenti, non sa quali sono i benefici dell'ente bilaterale. Gli enti bilaterali nascono proprio per aiutare sia le imprese che i lavoratori anche nella vita quotidiana, perché con gli enti bilaterali andiamo a retrocedere anche una parte di cifre per l'acquisto di spese mediche, per l'acquisto di occhiali, tanto per fare degli esempi molto pratici, perché è bene che anche il destinatario finale sappia che cosa servono. Investe moltissimo sulla logica della formazione, ad esempio la formazione sulla sicurezza, l'azienda viene sgravata in buona parte dai costi per la sicurezza obbligatoria, questo è importantissimo perché proprio in un momento di crisi come questo le prime parti che si tagliano sono quelle fondamentalmente. Drammaticamente e dispiaciuti per primi gli imprenditori, però quando si deve fare una scelta se pagare una cosa o un'altra, piuttosto io vedo come esperienza in Confcommercio, almeno da noi, le prime parti che tagliano è proprio quella magari della corsistica obbligatoria, i corsi di primo soccorso. E questo va a detrimento di tutta l'attività di sistema di crescita, di quello che stiamo a dire prima. Certamente. Altra parte in cui gli enti bilaterali stanno lavorando moltissimo è la logica di tutta una crescita anche sia del datore di lavoro che del dipendente, quindi corsi di web marketing, analisi anche di un certo tipo sulle esigenze che hanno sono utili alle imprese, sono utili all'impresa, quindi è un messaggio. Avvicinatevi agli enti lavori, si avvicinino a queste... Esatto, sì, noi a volte, io direi che potremmo anche chiedere a volte un aiuto anche agli stessi consulenti del lavoro che spieghino spesso, come facciamo noi ogni volta che siamo in confronto con un'azienda, a che cosa serve l'ente bilaterale, che beneficio può portare alla stessa azienda l'ente bilaterale. È un modo per far crescere il territorio anche l'ente bilaterale. Assolutamente, devi dire qualche cosa a questo proposito? Sì, no, io volevo così dare anche quel po' di più, insomma. Se noi puntiamo sul turismo, che è sicuramente uno dei driver di sviluppo del Veneto, sicuramente uno degli elementi certi, ecco, è anche grazie al fatto che gli enti bilaterali sanno promuovere una buona occupazione di alta qualità, perché non si inventa da zero un cuoco, un chef de rang, l'alta hotellerie,
che va a fornire quelle competenze, quelle maestranze con competenze molto elevate che se no si formano solo in un trasferimento, in un coaching intergenerazionale all'interno degli alberghi. È molto importante che questa parte, diciamo, tra l'altro presidiata dalle due parti, quindi priva di ambiguità, non è che è l'imprenditore che forgia il lavoratore o il sindacato viceversa perché per altri fini e scopi. No, 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 si lavora sempre in sinergia. Per avere veramente per il bene comune e la crescita del settore. Ecco, io volevo però raccordarmi velocemente a questo momento magico, se vogliamo, cioè abbiamo almeno 3 elementi di macroeconomia che sono fortemente favorevoli. Se ci rifacciamo alla previsione che prima ci ha mandata in onda, potrebbero sostenere questo aspetto e dare anche una prospettiva di crescita maggiore verso il 0,8%, che sarebbe una grande boccata di ossigeno, che sono dati dal fatto che il dollaro è praticamente a parità con l'euro, quindi questa competitività che ci dà per le nostre esportazioni, il fatto che la parte, diciamo, di spesa maggiore di importazione che abbiamo noi, che è il petrolio, è sceso ai minimi storici, ormai sta anche tenendo nel tempo in questa maniera qua, speriamo che regga ancora, e il fatto non da poco che con il quantitative easing fatto da Draghi si sono permessi anche di respirare a livello nazionale per quanto riguarda appunto i debiti, l'indebitamento degli stati. Questi dati favorevoli possono essere sfruttati bene se si ha l'occasione di smettere, cioè se si vuole per davvero smetterla con la forte pressione sulla tenuta del debito e se si dà appunto un respiro. Però per dare un respiro bisogna che incentiviamo i consumi interni. Lo posso dire perché la CISL lo sta promuovendo ormai da un po'. Noi abbiamo promosso un disegno di legge che stiamo raccogliendo le firme che prevede un bonus, cioè una maggior pressione fiscale sulle paghe, sulle aziende, con un bonus che si dà alle famiglie di 1.000 euro, una elevazione degli assegni familiari, perché da molto non si fa niente per la famiglia, il fatto che venga anche sostenuto la imposta che mai si è voluto applicare sulla grande ricchezza. Siamo uno dei pochi paesi che non ha previsto questa tassazione a differenza di altri, e l'altra che sia un contrasto all'evasione e che il recupero dell'evasione porti nei posti dove è stata recuperata un beneficio diretto a quei comuni, a quelle entità, a quei settori. Ecco, questo darebbe un grande colpo, un grande abbrivio che permetterebbe anche ai consumi e alle famiglie finalmente di poter salire e quindi dare anche una spinta all'economia, che è una necessità stabile. Assolutamente. Ecco. Devo lasciarla perché abbiamo la chiusura. La battuta finale, Denardi su questo discorso e poi Sposato, perché poi non abbiamo più tempo, siamo già in chiusura. Prego. No, sull'ente bilaterale, se da dire qualche cosa a questo proposito oppure... Sì, io mi rifaccio all'esperienza veneziana. È stata un'esperienza molto interessante che ha messo a disposizione dei lavoratori e delle aziende occasioni di formazione. Facciamo fra l'uno e l'altro quasi 20.000 ore di formazione all'anno, gratuita e modellata sulla base delle esigenze del mondo del lavoro, quindi delle imprese e dei lavoratori, e stiamo distribuendo sussidi ai lavoratori, non solo ai lavoratori in disoccupazione, ma anche a chi possa avere particolari problemi. E poi devo dare atto alle organizzazioni sindacali di una grande sensibilità nell'aver condiviso le proposte che abbiamo fatto e che già a partire da ottobre del 2013 abbiamo messo in atto, poi le abbiamo ripetute alla fine anche del 2014, di dare incentivi alle aziende che trasformavano i posti di lavoro a tempo determinato in posti di lavoro a tempo indeterminato. Ed è stata una misura particolarmente apprezzata. Io devo dare atto al sindacato di un grande senso di responsabilità nel comprendere che la stabilizzazione dei rapporti di lavoro è una ricchezza che vale per tutta la società e non solo per coloro che ne beneficiano. Chiusura proprio, un commento terminale. Io poco tempo fa ho tenuto un corso
Qua avevo circa 250 persone allo Sheraton, sul pensiero positivo, no? Dell'importanza Ecco, di possiamo aver un po' tenuto un chiudere pensiero con positivo. questo. Quindi nessuno, francamente, può mai dirmi che io non sia una persona tendenzialmente dal bicchiere pieno. Però ecco, quello che chiedo è un po', se non altro per non mortificare quel poco di intelligenza che mi ritrovo, e di fare di non continuare, è da 20 anni, forse 25, che abbiamo sempre promesse, no? Mi piacerebbe che parlassimo più di cose fatte, di cose realizzate, ecco. Io auspico che ci sia veramente una volontà di approfondire le cose, di non lasciarle così, buttarle giusto perché comunque si va in cerca del consenso. Questo mi dispiacerebbe, ecco. Per cui auspico che ci sia veramente, perché le cose su cui si sta intervenendo secondo me sono giuste. Bisogna farle forse con più efficacia, con più serietà, con più consistenza. Detto questo, io la ringrazio voi di essere stati qui con noi in trasmissione. Cambia quindi, deve cambiare anche il modo di intendere il lavoro, è cambiata l'economia, è cambiato il mondo, cambiare il modo di fare impresa, chi ci è riuscito a farlo già ha agganciato in qualche modo la ripresa, però devono cambiare anche le istituzioni, il rapporto con le istituzioni che devono fare la loro parte, altrimenti da soli gli imprenditori si danno da fare, corrono, però poi restano giustamente anche senza gli strumenti. Si è parlato anche di ente bilaterale per questa ragione, perché facendo la formazione si danno gli strumenti per poter crescere, perché altrimenti tutto risulta difficile. Quando noi parliamo di nuove tecnologie nel settore del commercio, per voi che siete addetti ai lavori, per molti per carità sono una cosa concepita, ma come diceva la Presidente all'inizio, per molti altri sono difficili da recepire. Gli operatori del commercio tante volte hanno anche un'età dovuta a tanti anni di professione che non consente di essere così elastici e connessi con il sistema. Grazie ancora a voi, buon proseguimento, buonanotte, alla prossima, ci vediamo anzi domani alla stessa, sempre alle 13, grazie. Buonasera.